Dal vecchio al nuovo, ovvero gli anziani che insegnano ai giovani a lavorare, un mestiere da anni dimenticato, quello della sarta, ma che in un periodo di crisi ritorna attuale per rilanciarsi nel mondo del lavoro e per recuperare gli abiti vecchi che si hanno in casa. Questo è il nuovo progetto del comune di Mogliano Veneto, 21 le partecipanti di tutte le nazionalità, giovani e adulti che vogliono imparare un nuovo lavoro. È un'opportunità che abbiamo dato a queste giovani donne proprio per insegnare loro un qualcosa di diverso. Il cucito sembra una tradizione che ci portiamo da anni, in realtà non è vero, bisogna riscoprirlo e noi tendiamo a dare delle competenze alle persone perché poi si possano vendere meglio nel mercato sia del privato che del lavoro, cercando appunto un'opportunità lavorativa. Il laboratorio artigianale di cucito è tenuto da 2 tutor, un modo per ricollocare attivamente nel tessuto sociale 2 persone anziane. Questo corso è nell'ambito del servizio civile anziani, è proprio per permettere agli anziani di trasmettere le loro attività, la loro cultura alle giovani. Io sono felicissima di insegnare a queste ragazze, cioè forse è un piacere forse ancora più per me che non per loro, anche perché mi piace, sto insieme alle ragazze giovani, trasmetto loro qualcosa e loro a sua volta trasmettono qualcosa a me. I primi 3 mesi di corso sono per iniziare a cucire. 6 macchine sono state donate dal Rotary Club Treviso Terraglio. Gli altri 3 mesi sono di approfondimento per imparare a creare un abito. Lo scopo finale è anche quello di modificare i propri vestiti vecchi. Sono mamma di 3 bambini e sono molto contenta di poter aggiustare i loro vestiti piuttosto di buttarli via. Adesso mi hanno segnato le maestre che facevo anche l'ornetto, anche i cuscini, anche la gonna, lo facevo da sola.